Giancarlo, buongiorno. Mondizia assai. Giancarlo, mondizia assai. Un buongiorno da Parlizia Vest. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Guardate, Carletta si sveglia così. Ciao! Ci risiamo, ci risiamo, ci risiamo. Lo sai già, non ti dico niente. Ecco qua, siamo qua vicino alla Parlizia Vest anche oggi, nonostante tutto. Siamo in bici. Siamo in bici. Almeno noi di Barletta, il primo pensiero è stato quello. È crollata una palazzina nella vicina Andria, dove sembra che stiamo facendo degli scavi. Ecco qua, qui siamo in piazza Caduti, dove vorrebbero farla tutta pedonale. Non so voi se siete d'accordo, perché no, perché sì. Ecco qua, piazza Caduti, piazza Caduti. Ciao! Ehi. Grande Maurizio! Cosa che lasci due messaggi? Grande Maurizio, amico mio. E niente, dicevo, è successo quello che c'è stato ad Andria, ma poi, ma la cosa che mi preme dire. Ciao Michele! La cosa che mi preme dire è questa qua. Ieri c'è stato l'ennesimo incidente, caro Are, lo dico a te. Caro Are, dico a te. Ecco qua. Caro Are, lo dico a te, caro Are, che ieri c'è stato un ennesimo incidente con la bici elettrica, dove una signora ha avuto la peggio, praticamente dice che si è rotto una caviglia e il conducente se n'è scappato. Allora io quello che dico, cioè voglio dire, questo mio pensiero lo voglio dire sicuramente senza aver paura di niente, io dico bisogna targarle queste bici, perché a noi con le macchine ci fate andare a 30 all'ora, questi qua sfrecciano 50-60 all'ora senza avere numeri di casa, Ecco qua, questo è un bellissimo angolo del sepolcro.
ecco qua, bellissimo. Comunque con la bici riesci a fare delle cose che non riesci mai a fare. Allora voglio dire la mia ora, visto che così, lo dico, ecco qua, si vede la mia faccia e ci metto sempre la mia faccia, sia nel bene che nel male, cari amici. E quello che voglio dire è proprio questo. Ah, che sole, che bel sole. Cioè, non è normale che una bici andate in 4, in 3, sfrecciate senza luci, senza cicalino che uno vi può sentire. Ieri è stata presa sotto una signora e la signora l'ha avuta la peggio, una caviglia rotta, ma la cosa più brutta è che il signore che portava, o la signorina, non so chi è, se n'è scappato. E non è bella questa cosa. Hai fatto danno, almeno abbi l'accortezza di vedere che cosa è successo. Ecco perché io dico, ragazzi, qua bisogna avere più regole, più regole. Ecco qua, ora vi faccio vedere un'altra cosa, perché ieri sa brutto. Aspettate, ecco qua. Campanile, vedete che le campanile stanno già a un buon punto, vedete. Vedete bello scorcio, bello scorcio, vedete qua, vedete, qui a Paolo Rizzo. Ecco qua amici. Bello, bello. E andiamo dall'altra parte. Allo? Allo? Vabbè ragazzi, bisogna farla vedere, questo è un paradiso. Oggi finirai tutto, tranquillo. Ciao. Ecco la cattedrale, oggi bellissima. Ecco qua amici. Volevo fare solo un appunto per quanto riguarda ieri, c'è stato un disguido per quanto riguarda l'articolo dei funerali che si dovevano pagare le tasse, quindi che persone amici. Allora io sinceramente mi faccio un'autocritica, io sono molto impulsivo e quando vedo qualcosa che a me non piace la condivido subito. E ieri mi assumo le mie responsabilità, che l'ho messo io
per quanto riguarda l'articolo della tassa sulle casse da mobile. L'ho messa io, ma non pensavo che era vecchio, io pensavo che stava in prima pagina. Guardate che splendore. È inutile, questo è uno dei posti più belli, oltre a quello del mare, anche questo è bellissimo. Faccio vedere anche l'anfiteatro stamattina. E dicevo, mi sono reso conto che era vecchio e poi non pensavo che era politico, assolutamente, che qualcuno mi ha criticato perché è una cosa politica. E sinceramente io almeno non ho mai fatto politica sulla mia pagina e vi chiedo scusa se era politica la cosa, però essere così duri, non vedere l'ora di avere l'assist per far sì che di buttare fango. Se le cose le dovete dire, ditele anche quando non c'è niente da... cioè la dite e basta, non avete bisogno dell'assist per andare per criticarmi. Io lo so che purtroppo non posso essere simpatico a tutti e non posso avere la presunzione di avere tutti d'accordo con me, ci mancherebbe altro. E a Gesù l'accediamo, figurati a me, casa una cacolaina, casa un pedacchio. Allora, quello che dico, cercate di essere almeno più concreti nella vita. Questa è la cosa che a me mi dà fastidio. Cioè non vedete l'ora di parlare, se non mi metto la cintura, se mi fermo un attimo sulle strisce. Ma pensate che io non sono peccatore, io sono stato sempre peccatore, ricordatelo. Sempre. E non voglio essere il Cristo o Gesù della situazione. Assolutamente. Ciao. Con questo andiamo a lavorare, che siamo già in perfetto orario. Ciao! E ci siamo fatti una bella passeggiata stamattina. Vedete la signorina che va a correre. Ciao! E niente, dai amici, siamo ancora qua nonostante tutto. Oi Gando, ciao Antonio. Ciao. Ciao. Le solite cose, chi scende per il cane porta a fare i suoi bisogni. E anche noi vedete quanta bella, queste sono belle cose da vedere. Vedete, l'acqua la signora non ce l'ha e stiamo sempre là.